Dopo le richieste da parte del mondo della pesca, delle varie categorie del mondo dell'acquacoltura, sul problema non solo del granchio blu ma soprattutto di questo ultimo periodo della mucillagine, la Regione si è mossa subito. L'assessore Cristiano Corazzari, con delega alla pesca, ha convocato proprio oggi. La novità è proprio questa, che attraverso la Commissione Consultiva Regionale, alla presenza di tutti gli attori e gli enti preposti sul mondo appunto della pesca e dell'acquacoltura, ha cercato di far sintesi per creare un dossier da presentare poi all'attenzione del Ministero dell'Agricoltura, per cercare di trovare tutte quelle forme economiche e sociali proprio per andare incontro alle tematiche e problematiche appunto del tema che vede oggi i nostri pescatori affrontare la mucillagine da una parte e il granchio blu dall'altra, anche se è arrivato adesso il commissario. Ciò non toglie che comunque questi due fattori, questi cambiamenti climatici, stanno veramente creando delle grosse difficoltà al mondo economico, sociale e lavorativo di questi settori. Non è soltanto un aspetto economico, sia chiaro, ma è proprio il tema delle nostre tradizioni, della nostra storia, della nostra cultura, che noi non possiamo certamente permetterci di perdere. Filiere economiche importantissimi, eccellenze, PIL e dunque tutto quello che da esso ne deriva per quanto riguarda i prodotti derivanti dalla nostra laguna, dai nostri mari e del settore appunto della gestione dell'acquacoltura. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.